Un DPCM con molte indicazioni utili dato il delicato periodo, ma il divieto di uscire dal proprio comune nei giorni festivi delle vacanze di Natale non va giù ai presidenti di regione, che incassano anche l'appoggio del Comitato Scientifico Nazionale, che non ritiene rilevante sotto il profilo sanitario lo stop deciso dal governo per il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio. Il presidente del Veneto Luca Zaia, che sottolinea che non si tratta di una battaglia politica, lascia trasparire la possibilità che l'esecutivo nazionale modifichi la norma che accomuna senza perequazione tutti i comuni, dal più piccolo al più grande. La soluzione c'è, ma non la svela per rispetto del governo. Spero veramente in un ravvedimento del governo. Non è vero che non si possa prendere in mano questa situazione. Alla luce anche di quello che dice il CTS, la regione è assolutamente Veneto, ma le regioni italiane, ma non parlo da Presidente di Regione perché il collega Bonaccini è il Presidente, ma dico in base al documento che abbiamo presentato, e lì c'è scritto, ma comunque per quanto riguarda il Veneto garantirà la leale collaborazione istituzionale al governo, fino in fondo, e su questa norma potremmo anche avanzare delle idee, che non anticipo, perché penso che sia corretto che il governo debba avere a disposizione i tempi per, come si può dire, elaborare un'eventuale soluzione. Qui non c'è la questione di essere i primi della classe, ma la questione è molto diversa. Dobbiamo riparare qualcosa che comunque è nata dalla parte sbagliata. È vero che il governo lunedì ci ha detto dovremmo pensare a restrizioni comunali, è assolutamente vero, ma non sono stati spiegati i termini. Venerdì è giornata di verifica dei parametri per l'assegnazione delle fasce alle regioni. Il Veneto mantiene indicatori che non dovrebbero predisporre ad un passaggio di fascia. C'è una timida flessione dei ricoveri, un RT appena sopra l'1%. A breve, ha annunciato Zaia, anche novità sul test Fai da te. Abbiamo il massimo rispetto per il CTS che ci valuterà e abbiamo dei parametri che sono sicuramente all'interno, guardate, forse l'unico parametro, se non ricordo male, che è un minimo fuori è quello fuori, ma siamo tra i più bassi nazionali delle terapie intensive perché la soglia è 30, noi abbiamo 30,8, ma insomma fra l'altro sono anche in calo, però non è quello il tema è l'RT che sicuramente è sceso dai nostri calcoli,